È stata presentata con l'intervento dell'assessore all'agricoltura e al turismo della regione del Veneto l'ottava edizione della Tiramisù World Cup. La finale della gara, ideata e organizzata da Francesco Redi di Thyssen, si svolgerà come di consueto a Treviso, patria di uno dei dessert italiani più apprezzati al mondo. Questa ottava edizione nasce sotto il panorama del turismo delle radici, per cui un grandissimo coinvolgimento degli italodiscendenti all'estero, principalmente Brasile e Canada, dove abbiamo realizzato delle bellissime selezioni. Dal punto di vista turistico è fondamentale poter gestire questa World Cup all'interno del territorio veneto e nella fattispecie nella città di Treviso, perché il volano turistico che questa competizione comporta ormai è ai massimi livelli. Tanti sono i veneti nel mondo, in particolare nelle Americhe, America del Nord, America del Sud. Non a caso ci sono state le preselezioni a Toronto e in Brasile, infatti molti saranno i canadesi e i brasiliani, ma non solo, tante nazionalità presenti a Treviso. Questo si inserisce anche all'interno del progetto del turismo delle radici e ci permette di portare molti veneti che sono in giro per il mondo con la scusa di creare questo tiramisù nel nostro Veneto, tornare a casa e vedere i posti dove i loro antenati sono partiti. C'è chi verrà per gareggiare, c'è chi verrà per fare da giudice la Tiramisù World Cup, c'è chi verrà quindi per fare delle attività di approfondimento, show cooking o laboratori, e soprattutto non mancheranno i tiramisù dei campioni delle passate edizioni con nuove ricette tipo quella del nostro campione Mario De Santis, che consiglio a tutti quanti di venire ad assaggiare. Per quanto riguarda invece quella originale, stiamo notando che la quantità di zucchero nel corso del tempo è profondamente diminuita. L'innovazione comunque fa parte del tiramisù, il tiramisù è un'icona, contiamo che ci sono anche tantissimi vegani o intolleranti che adorano l'idea del tiramisù, no? Proprio per quello che in qualche modo evoca, e che quindi hanno anche realizzato delle ricette vegane o con l'assenza di lattosio. Diciamo che c'è una profonda innovazione attorno a questo dolce.